Raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, torniamo con un gameplay dopo tanti video di unboxing, robe così. E fioi, questo gioco, ho scoperto un gioco che per il Cume, per un collezionista come il Cume, e soprattutto collezionista di card, è a dir poco afrodisiaco. Card Shop Simulator. Praticamente mi devo fare il mio negozio di, di vendita carte, devo spacchettare, fare, insomma, non lo so neanche descrivere da quanto è figo, so solo che dobbiamo andare qua e capire. Ora sto lavorando per aprire il mio negozio di giochi di carte. Questo è tutto ora di mettersi al lavoro. Il mio nome? Oddio. Kumenda Shop. Kumenda Shop. Io sono questo. Kumenda Shop. Perché io sono una persona con dei problemi. Confermo. Ok, apri il telefono e fai la scorta di pacchetti. No, vabbè, fioi. Ma che gioco è? Tanto vabbè, la grafica è dir poco afrodisiaca, c'è in confronto qualsiasi altro gioco una merda. Allora, aspetta un attimo, banconote. Cosa devo fare? Tab. Telephone. Ordine mio. Ok, strutturare impostazione. Cos'è sta roba? Ah, ok. Reclutare. Anche no. Bollette. Cioè, qua devo comprarmi le espansioni. No, vabbè, fioi. Cioè, le sleeve, le robe, no, fiori, cioè, l'evento, table, ok, facciamo livelli più alti, ordiniamo. Abbiamo, ok, 1000 k, cioè 1000 euro abbiamo. Ma che cazzo compro? Livello, solo queste, ah, posso prendere solo le bustine, ok. No, aspetta, io direi di cominciare con calma. 10 bustine. Ok. Che bello poter acquistare bustine senza pagare con i soldi perché sparo tassa 20 euro. Vabbè. Ho preso le bustine. Ritira i pacchi. No, no, vabbè. Posso prenderne solo uno alla volta? Porca puttana. Aspetta. Sono teso, raga. Gettare, scatola aperta. No, vabbè. No! Ragazzi, è una cosa iper devastante. Questo lo metterlo qua? No, sì, giusto? No, fioi. No, vabbè, cioè, ma capite cos'è sta roba? Ma capite questo gioco? Cioè, devono... No, io spero che questo non ci sia anticipato, devono renderlo il gioco definitivo. Qua vedi, è ancora chiuso, tu prepariamo il negozio. Qua è pieno. Ok. Forse ne ho prese troppe. No, vabbè, ma raga. È ancora chiuso, non rompere i maroni. Sì, però anche il postino. Poteva mettermi, portarmele dentro, puttana miseria. Stiamo rifornendo il nostro Kumenda Shop. Aspetta. Cazzo, siamo senza... queste me le porto dentro. Le lasciamo qua intanto. Ok, perché qualcuno me le può fregare. Guarda qualche bell'uomo, c'è qualche bell'uomo. Sono curioso di vedere il... Quanta gente... Chi mi ha... No, 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 no. Posto, cosa vuol dire? Ah, ok. Vabbè. Guarda quanti pacchi sono arrivati. Qua cioè, dobbiamo spacchettare, possiamo vendere carte singole. Raga, sono troppo gasato. Ma no, chiudiamo però. Aspetta. Scusate, devo un attimo... Cioè, non è un gioco molto difficile come tasti, però il cume è rincoglionito. Boh, qua posso fare qualcosa? No. Porca puttana, dammi un attimo. Ok, impostiamo i money. Allora, prezzo di mercato 3, e vendiamo a 5 euro. No, 500 euro anche no. 5, così.
Ok. Boh, speriamo che non sia troppo care. E si apre, raga. E si apre. Vediamo se la gente si incazza. Però qua siamo un po'... Vediamo. Eccolo qua. Ciao, bell'uomo. Vediamo cosa compra. Aia. Troppi soldi? Insomma. No, vabbè. No, i resti sono una pipa con i resti. Dare il resto? No. Quindi? Cosa devo fare? Qua è l'album. Non sto capendo, Fiori. Ma no. Ma perché? Rimuovere. Dare. Ma vabbè, sono proprio deficiente ora. Clienti in coda. E quindi? Rimuovere, dare. Ah, ok. Ho sbagliato, quindi qua... Boh, scusate, chiedo venia. Sì, ma sta gente non prende un cazzo, però... Resto niente, bene. Dai che stiamo guadagnando. Non voglio essere troppo... stronzo. Dare di resto 15 euro. 10, 5. Ciao. Godo. Adesso facciamo i primi 5 e poi spacchettiamo. No, vabbè, fino a che gioco è. Cioè, questo spero invece deve portare veramente... Però, costi... Vabbè, ascolta, noi shoppiamo. Prendi l'oggetto. Perché non va? La mano è piena, ok. Spacchettiamo. Tetramo, ragazzi. Nuova, ben nuova, la prima. C'è capite? C'è capite, raga? Dobbiamo trovare le carte fighe che valgono. Boom, 4 euro, bella, bella. E posso fare dopo? Ah, devo per forza... Merda, adesso si incazzeranno. 8 euro. Che spoccio, che culo. Sto già trovando roba, eh. Stiamo già trovando roba, ragazzi. Adesso si incazzano, porca miseria. 3,86. 0,41. Qua c'è il livello, sopra in alto a destra c'è l'esperienza. No, se si incazzano. Godo. No, vabbè, cioè, raga, ma che roba è sto gioco? Niente. È un po' lento, devo velocizzare forse lo spacchettamento. Ma spacchetto di notte, ragazzi. Spacchetto di notte. Madonna, mi sta... La coda. 1 euro, beh, ma sono belle. Ovvio. 5, sto trovando parecchia roba, eh. Però basta. Sono le 43. Io voglio le carte da 100 euro. Ancora. Aspetta un attimo. Non posso neanche fare niente adesso. 2,77. Quante ne... Ok. Sorry. Scusami. Resto 0. Ciao. Sorry. Adesso la gente se n'è incazzata. Ah, con la carta 25k. Sì, 25k, magari. Che bello, non mi chiedono resto. Godo, godo. Acquista un tavolo. Acquista un tavolo. Madonna, mi sta gasando sto gioco, eh. E aspetta. No, ma no.
Ma sono goldone, madonna del signore. Ok. Come cazzo? Ok. Allora, ordine. Action figure anche. No, vabbè, cioè. Sto impazzendo, sto impazzendo. Qua. Tavolo. Sposatore carte V. No, vabbè. Tavolo di gioco, ok. Sorry, madonna. Sono troppo gasato. Ma solo donne? C'è solo uomini? E questo però in giacchetta e sandali, anche no. Che bello. Dio così costoso. Sì, vecchio. Io voglio guadagnare. Sì. Mi chiedono il resto, godo. Mi è arrivato... Oh, mi è arrivato il Madonna, che bello. La mia vita, praticamente. Ok. Lo piazziamo. Qua. Perfetto. No, adesso i 20 anche no. Non posso riprenderlo, scusa. Ok, scusate, raga, voglio... Cioè... Boh. Scusa, sorry. Spacchettare è la cosa più bella, comunque. Nessuno mi chiede il resto. Attimi un secondo, raga. Ok, se provo a spacchettare voglio capire se posso far più veloce, se ho 130 anni a spacchettare. Resto 15. Boh. Oh, la peppa. 15 euro, sì. In realtà non sto guadagnando tantissimo, secondo me. Proviamo a prenderne una e vediamo se spacchetto più veloce. Ok. Boh, è più veloce. 2, 6. Boom, altra buona carta. Dai, dai, che si guadagna, dai che si guadagna. Lascia che i clienti giochino a carte, però poca gente, secondo me i prezzi alti. Boh. Ma perché è vestito così coi sandali? Ma perché? Cioè, ma... Ci rendiamo conto, vediamo cosa dice. No, non si lamenta, beh, d'altronde è un uomo ricco. Godo, ciao. Oh, ma giocano o no? Ah, ok, finalmente. Posso proprio li vediamo giocare anche dopo, non va troppo. No, è troppo figo. Cioè, ma guardali! No, ma guardali! Possibile effetto dell'inaccessibile di realtà casuale? No, vabbè, cioè, puoi fare addirittura gli eventi. Potrei pure comprare anche un altro coso, sinceramente. Almeno due. Quanti soldi ho? Ce lo rischio un po', però lo voglio. Mi arriva subito, come Amazon. Ok. E si gode, però nessuno cazzo. Non è che sono prezzi troppo alti. È il primo giorno, per carità. Però vediamo, apri l'album. Ho tanta roba, ho tanta roba. Sì, quelle che ti valgono di più, 16, 13, 8 euro, 4 euro, 5 euro. Bene, dai, bene, bene. E si gode, signori, si gode a caramba. Bene. Sei invogliato a comprare carte o no? Bene, bene. È così costoso, ragazzi, ma goca da vivere, cioè... Oh, madonna. Non devo darti il resto. Ok, livello 2 siamo. Ripeto, forse è un po' alto il costo, ma... I pacchetti e bollette. 0 euro, la bolletta elettrica, ok. I prezzi, prezzo carteralo.
Che vi ricambiano i prezzi, che figata, raga, madonna. Ok, scatola sfusa. Destino del fuoco, vedi tutte le espansioni ci sono, che bello. Qua però non c'è questo da solo. Vediamo se i prezzi sono alti dovrò abbassarli un po', ovviamente. Non reclutiamo nessuno, livello richiesto 10. Licenza. Ah, sono mafia, sono altre... Sono altre, penso, cose, tipo Magic, Pokémon, Digimon, cazzo ne so. Qua giocano. Vediamo il primo giorno. Bellissimo, tanto sconta spacchetto, ragazzi. No. Ok. Sì, non ho venduto tantissimo. Adesso è rimasto stronzo. 15, 3. Pacco di merda. Addirittura vado in perdita. Però è nuova. Le nuove va bene. Niente, non può. Devo per focus, devo sui baroni. 21, però nuova. Devo 61. Ciao, 61 bombe. Mamma come godo. Che bello trovare le carte super rare. 10 euro, bellissimo. 52 bombe. Abbiamo un culo, raga. 16 bombe. Sto guadagnando come un disperato. Un po' una merda. Andiamo veloci. Lo stiamo facendo aspettare. Sorry guys. Bene, 15 di resto, vuole. E a che ora devo chiudere? Ma le 8 sono. No, aspetta. Non cambia niente. Questo si incazza per... La luce però... Come si accende? No, è vero, non la luce è spenta, sono un cretino. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Questo costa 5... ma... non ve l'ha ordinato nessuno, Dai, stiamo salendo di livello. 5 bombe, te le do. Ciao. Ok, alle 9 si chiude, alle 9 si chiude. Visto qua? Poi? Guarda che è chiuso. Boh. Niente, questo mi rimane qua. Ho un po' paura. Per 3 insoddisfatti, ok. Abbiamo perso tanto perché chiaramente... giorno 2. Per adesso però... ci facciamo un'altra spacchettata selvaggia. Lascio un attimo chiuso, me la prendo comoda. Beh. Ok. E voglio trovare la roba. Pacchetto disastroso. Vabbè, un'oretta. No, ma è una droga spacchettare. Ok, qua ne ha tutte doppie ormai. 1 euro, bella però. Boh, sorry. La mia paura è quella di aver messo troppi soldi. Speriamo di no. Perché veramente
E sono andati via non tantissimo. L'ho spaghettato più io, cazzo. Ok, adesso giocate che così almeno cambio anche l'obiettivo. Boh. Costano tanto, cazzo. Rivediamo i prezzi. Dai, facciamo 4. Non mi vanno via. Andiamo a 4 euro. Adesso ovviamente non serve accendere. Dai, però c'è bisogno di vendere un po' di carte. Acquista un espositore. Ok, i 10 sono andati. Vedi che comprano di più a 4, 5 era troppo. A 5 era troppo. E già 36 missili mi arrivano. Cambia un po'. 4 bombe di resto. Ok. Espositore. Allora, ordine. Non qua però. Espositore 400. Display per carte. Questo costa parecchio però, 400 non ce li ho neanche. Non è semplice, raga. Oh, ci ho messo il pacchetto a 1 euro in più praticamente, forse per quello. Vediamo, vediamo. Adesso devo fare un po' di soldini, raga. Vedi, mi hanno scritto, direi che il prezzo è giusto. E comunque non è ok il prezzo è giusto. Ora, quanti ne ha prese sta ragazza? No, vabbè. Questa mi sta regalando, cioè regalando, mi sta comunque donando parecchi soldini. E adesso possiamo prendere tra poco l'espositore. Comunque è una droga, cioè, voglio trovare le carte missile, cioè. E voglio anche, insomma, sto cacchio di negozio, direi che il prezzo è giusto. 5 euro è un po' troppo, volevo troppo... Cosa? ...46 bombe di resto però. Bene, io non voglio dei resti, cioè, dai, ascolta, prendiamolo. Almeno che possiamo shoppare. Si può shoppare. Senza spendere soldi veri. Vai. Inizi di carte sullo scaffale. Ok. Guarda che roba. Guarda qua, guarda. No, ma che cazzo? Guarda, guarda che robina. Aspetta. No. E come lo giro? Lo metto così intanto. Bene, allora, mettiamo le carte. 61 euro, fiori. Allora, il prezzo di mercato è 61, beh. 65. Ne posso prendere di più? Ma no. Ho sbagliato, però questo è 16. 18. Ma non posso prendere più di una. Prendi la carta. Boh, non capisco. Forse sto sbagliando io.
Ah, però di qua... Vabbè, di qua possono vederle anche di qua, però dai. Dopo mettiamo i prezzi. Vai. Qua in ordine di valore, quindi mi par bene. Aspetta che c'è la coda. Ok. Ciao. E questo... Cazzo, me l'ha comprata subito a 65 bombe. Me cogliombari. Che è stata una bella carta allora qua, eh? 52, 55. Ok. Che bello fare i prezzi, che bello fare i prezzi. Dice, pare che non potrei mai avere un negozio così perché non riuscirei a vendere niente. Lo sapete, sarebbe un mio sogno avere un negozio così, ma lo metterei tutto e quindi vado in bancarotta. Dai, facciamo solo due, cioè, sono anche buono, sono anche buono. 5 bombe. 6 bombe. Penso che potrò anche prenderle forse le carte singole. 7 euro. E 10 bombe. Ok, aspetta un attimo che arrivo. Quattro missili. Ok. Fiori c'è, ma... No, 16 euro. Adesso mettiamo qua una carta, l'ho già messa, perfetto. Niente, non è interessante. Una carta ho venduto. Ricarichiamo qua. Rifornimento. Rifornimento. Devo anche spacchettare, fiori. Adesso finiamo la giornata e poi spacchettiamo. Dopo però me lo prendo qualcuno alla cassa e spacchettiamo come disperati, voglio tutto. Le scatole se ne stanno andando però, nel senso adesso sto cominciando a vendere bene, infatti ho di nuovo 400. Che palle. Sì, non ho chissà che gran soldi, però 400 euro ci sono. Aspetta che dobbiamo aprire qua. Rifornimento. Scusate, risparmio i soldi della luce, ma un po' da... Arca miseria, aspetta. Dove cazzo me li ficco? Teniamo qua intanto. Chiudi. E gettiamo. Solo una carta ho venduto, spero che non siano troppo costose. Siamo a livello 4 del negozio, dai, compra qualcosa, vecchio. Bella, buon prezzo. Eccolo qua. Vedi che delle carte, solo la carta ho preso, vabbè. Bene, 18 euro così. Devo dare il resto, no? Lui non vuole carte. Ancora 1 su 10 adesso si sbagherà. Nel senso perché... No, 2 su 10, ok. Anche qua una carta venduta. 18 di resto. Bene. Ora andiamo qua. Abbiamo poche carte buone però, E il prezzo, ovviamente. 3, 4, mettiamo a 6, che è troppo bella. Ok. Ho venduto 2 carte, ma mi par 3 invece, boh. Mamma mia che taccagna, ragazzi.
Però 600 euro. Sono le 7:27, dai, abbiamo fatto una buona giornata secondo me. Ok, e ricarichiamo. Ancora aperta. Ma scusa, me le prendo a sto punto. Vai. Spacchettiamo. È bella. 5 euro, va bene. Nuove anche. Vogliamo la bomba da 60 almeno. Deve andare meglio. 6,10 euro. Dai che si marcia, 2,27. Ok. C'è coda. Sto preso la carta. 12. Adesso vado a comprare io. Amo queste. Quando compro questo lo amo. 40 di resto. Questo perché? Ma puzza questo. Ma cos'ha? Ma questo? Ma che cazzo? Sì, ma lavati vecchio, cioè. Mi sembra un po' inqualificabile la cosa. Bene. Close. Buono raga, da qua mettiamo questa da 6 euro. La mettiamo a 8. E buono raga, questo è Card Shop Simulator, un qualcosa di incredibile. Io vorrei portare una serie, aspetto vostre notizie. Ciao!